Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo che cosa riservano gli astri per i nati del 10 gennaio. Prima però di addentrarci in questo approfondimento, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi anche al mio canale. Vediamo dunque i nati del 10 gennaio, il loro quadrato di nascita, e cioè le costellazioni che la Luna attraversa nella giornata, sono 7. Dunque il quadrato di nascita è composto da 7 costellazioni. Nessuna si ripete, dunque non sono presenti doppi fluidi e abbiamo alle spalle comunque sempre Saturno come dominatore del mese di gennaio attraverso la costellazione Acquario. Dunque questi nati hanno particolari aperture verso i grandi temi sociali. La costellazione che per prima viene attraversata dalla Luna in questo giorno è Scorpione, seguita da Pesci. Dunque non solo dal momento che hanno comunque il dominio mensile Acquario, si coniuga in un carattere molto ben disposto a servirsi, chiedo scusa, a mettersi al servizio della collettività, possibilmente attraverso attività e lavori legati alle forze pubbliche. È molto probabile che alcuni di questi nati indosseranno una divisa. Se non si arruoleranno nelle armi o come vigili, vigili del fuoco, nella polizia o nell'aeronautica, potrebbero comunque scegliere di creare delle industrie o delle attività private collegate comunque al settore pubblico. Molti di loro avranno anche una buona predisposizione per la politica e si può dire che in genere, in sostanza, la loro fortuna sia media, discreta, sebbene presenti numerosi ostacoli da superare. Per quanto riguarda il fisico, saranno forti, di buona linea e particolarmente attraenti. Ricordiamoci che la costellazione Scorpione forma le persone con un particolare magnetismo, risultano infatti essere straordinariamente affascinanti, hanno questa capacità di magnetizzare l'attenzione su di sé in qualche modo. Sono comunque molto simpatici. Il carattere però può diventare antagonista in certe circostanze, sebbene in genere siano persone semplici, non particolarmente arzigogolate, molto intelligenti, furbi, dinamici, gioviali, anche questo dovuto alla seconda costellazione in elenco che è Pesci, alle cui spalle appunto abbiamo Giove. Dunque si forma comunque una predisposizione e un'apertura verso gli altri, sicuramente saranno di compagnia come persone, e ad ogni modo disciplinati. Questo li porta appunto ad essere dei buoni soldati o comunque dei buoni operatori nel servizio pubblico e soprattutto nelle forze dell'ordine. E, quanto agli studi, sono favoriti in chimica, botanica, lingue straniere, studi di scienze naturali, in particolare comunque l'industria e il commercio. Ho detto infatti che se non dovessero a partecipare appunto ai corpi armati, sicuramente sarebbe un loro campo di espressione l'aspetto industriale, dunque la costituzione di società o di commerci, insomma. Ehm, Potrebbero viaggiare spesso, eh, proprio dovuto alla presenza di alcune costellazioni, abbiamo detto Pesci in seconda posizione, e non va dimenticato Sagittario, che sono due costellazioni che spingono ad andare lontano, a volte per viaggi, a volte proprio come trasferimento, come cambio radicale di vita, però generalmente possono, ad esempio Pesci indica come costellazione un trasferimento sì, ma dà anche un indizio nel tipo di località scelta e sicuramente avrà a portata di mano
o un posto di mare o comunque grandi acque, dunque lago, fiume. Pertanto sarà sempre uno spostamento ma definito in questo senso, con la presenza dell'acqua. Dunque sono persone che sicuramente avranno la possibilità nella loro vita di stare a contatto con avvocati, magistrati o per questioni personali o per questioni lavorative. Detto questo, sono anche ottimi dal punto di vista delle fedi, no? La fede religiosa o comunque acquisiscono molto volentieri un dogma o un credo che difenderanno a spada tratta. Questo più o meno è quello che riguarda i tratti comuni generali dei nati del 10 gennaio. Ricordo che comunque in base al luogo, alla data precisa, cioè al giorno settimanale di nascita e all'ora di nascita, poi si formano tantissimi altri aspetti che personalizzano questa interpretazione. Pertanto, se avete curiosità di approfondire la vostra data di nascita, non avete che da chiedere. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci ritroviamo ogni giorno con queste condivisioni. Vi ringrazio dunque, vi aspetto anche nei gruppi Facebook e nei nostri social, dei quali trovate il link nella descrizione a questo video. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro una buonissima giornata. A presto!